16ª puntata per il dopo partita e parleremo oggi nel calcio della nuova capolista del campionato di Serie D. Sono con noi naturalmente Gigi Ravaglia. È arrivato Gigi, sarai contento? Ciao a tutti, contentissimo, che aria buona che si respira lassù in alto. E poi dalla squadra dell'Imolese, dalla difesa, Federico Testoni. Ben arrivato Federico. Grazie, ciao a tutti. Bene, allora andiamo subito sui risultati della classifica, la nuova classifica che vede l'Imolese in testa con 39 punti. I risultati di ieri sono stati anche in parte sorprendenti proprio perché sia il Rovigo che ha pareggiato a Collegiana che l'altra, la Correggese, ha pareggiato nel campo del Castelfranco, e quindi l'Imolese ha vinto 3-2 contro la Ribelle e si porta in testa. Sta al passo, soffrendo, il Ravenna, che stava perdendo 1-0 con il Mezzolara, poi ha ribaltato e ha vinto 2-1. La nuova classifica dopo 21 giornate: Imolese 39 punti, ma sono tutte lì perché il Rovigo e la Correggese sono a 38 insieme al Lentigione in ascesa, che ha vinto 4-1 con la San Giovannese, il Ravenna a 37, Ravenna che ora ha fatto spazio per il sesto posto, perché il sesto posto è occupato dal Mezzolara a 31 e via via ci sono tutte le altre con Castelvetro, San Donato, Scandicci 29, Collegiana e Rignanese e Pianese 28, la Ribelle a 26 e poi in fondo alla classifica ci sono Castelfranco e Poggibonsi, che comunque abbiamo visto il Castelfranco ha impattato 0-0 con la Correggese. Prima di ascoltare il mister Francesco Baldini, una battuta veloce a Gigi. Mezz'ora diciamo fantastica dell'Imola, sembrava di vedere veramente una squadra di categoria superiore contro una squadra medio-bassa del campionato, un gran gol, il loro portiere protagonista in 2 o 3 interventi veramente importanti, dovremmo vedere qualcosa magari anche nel filmato. Poi un minuto e 40 di blackout, 2 spizzicatone del loro Airone là davanti, la difesa dell'Imolese che si è fatta sorprendere un po', forse è mancato un po' di concentrazione, tanto è facile, tanto stiamo dominando, e da un 1-0 che era piuttosto striminzito si è passato a un 2-1 piuttosto pericoloso, perché si sa poi gli spazi erano già ristretti, si sono ristretti ulteriormente. E l'Imola è stata brava a crederci, è entrata con un piglio proprio autoritario nella ripresa, le ha chiusi là, poi è arrivato il pari anche con un pizzico magari di fortuna, ma d'altra parte la fortuna premia chi la va a cercare. È arrivato il sorpasso con un giocatore che tu hai visto mercoledì scorso e ti ha impressionato. Longobardi. Ecco, appunto, è un acquisto importante. Sì. E poi si è chiuso in gloria con i risultati provenienti dagli altri campi, con quei 2 pareggioni che ha dato il primato all'Imolese. Qualcuno dice porta male il primato, io preferisco stare davanti che di dietro. A proposito di qualcuno dice male, o almeno non cantiamo siamo la capolista, certamente. Lo dice anche Francesco Baldini in questa intervista realizzata a fine gara da Gigi Ravaglia. Sentiamo. 3, 2, 1... Salutiamo la capolista e non dimentichiamo quei 2 minuti di sofferenza. Salutiamo la capolista e presto, perché lo sentivo cantare dal presidente del Lentigione tutte le volte che sono andato a vedere il Lentigione e quindi è meglio non cantarlo. I 2 minuti di sofferenza sono state 2 spizzate dove abbiamo sofferto. Sappiamo che Boccardi non ha fisicità, che Tom sì è bravo di testa, però contrastare Bernacci non è semplice e quindi abbiamo sofferto su queste 2 azioni, però insomma la partita penso che sia stata chiara per tutti. Insomma, io penso che la mia squadra, nonostante quei 2 errori lì, abbia fatto un gran primo tempo. Non li tenevo dentro alla fine dello spogliatoio, alla fine del primo tempo, dopo 1 minuto erano già in piedi che volevano, ma quando inizia l'arbitro perché volevano rientrare, e questa è l'Imolese che mi piace a me, che penso che questa sia una partita per 1000 motivi, tra virgolette, storica, perché non era semplice, abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo fatto il nostro calcio e quindi sono contento. Quando vinci certe partite è un bel segnale. Sì, ma è un segnale importante a prescindere dalla classifica, perché è veramente presto guardarla, ecco, fa piacere a tutti, però c'è ancora tanto da sudare, da pedalare, da commettere meno errori, perché ne abbiamo commessi a Fiorenzuola,
li abbiamo commessi oggi, un po' meno col Delta, però sono cose su cui bisogna lavorare, perché per vincere dei campionati bisogna avere una delle migliori difese del campionato, quindi dobbiamo lavorarci. Beh, un bravo lo spenderei per Tattini oggi. Parlo difficilmente dei singoli. Tatto ha fatto una grande prestazione, come ha fatto una grande prestazione secondo me tutta la squadra. Ecco, Tatto è uno dei capitani di questa squadra e quindi ha capito benissimo qual è la mia filosofia. Non l'ho mai visto fare una faccia strana neanche quando non ha giocato, quando ne ho bisogno è sempre pronto. È un componente importantissimo di questa squadra, però i complimenti penso che vadano a tutti. Ed è arrivato anche il primo gol di un centrocampista su azione. Speriamo non sia l'unico. No, io penso che Stefano avesse solamente bisogno di sbloccarsi, anche su punizione lui tutti gli anni ha sempre fatto gol, ora era diventato un incubo, penso che questo gol gli serva, insomma. E adesso una trasferta non facile sulla carta, anche perché loro si giocheranno la casa, per loro è la partita dell'anno. Sì, poi per il loro allenatore pagherebbe per battermi, quindi è normale che sia così. Di là c'è tanti giocatori che sono stati con me, perché c'è Malagoli che è stato con me, perché c'è Melli che l'ho portato a Sestri, l'ho portato a Lucca, c'è Galeotti che è stato con me, ci sono giocatori che hanno fame di battermi, di batterci, e quindi è normale che sia una partita tosta. Ho dato 2 giorni ai ragazzi perché era 15 giorni che non facevano un giorno libero, ma rientreranno tutti martedì sera e faremo doppio allenamento mercoledì. Però non vuol dire aver mollato, anzi vuol dire che li responsabilizzo, e quindi martedì entro le 10:30 saranno tutti a Imola e faremo allenamento doppio mercoledì. Ecco, grazie a Francesco Baldini che ricordava la gara prossima, quella col Mezzolara, quella della vita che dice Gigi Ravaglia. Allora andiamo da Federico Testoni e mentre magari la regia ci fa passare un po' le immagini di questa vittoria 3-2, gol di Tattini, Selvatico e Longobardi e i gol di Bernacci e Rizzitelli quasi in fotocopia. Premesso che Bernacci è un signore che ha fatto quasi 120 presenze con il Cesena, 26 reti, 115 per esattezza, 26 non reti. lo cambierei con i nostri attaccanti. Però è un signore dell'attacco. Ecco, Sì. cosa è successo? Partiamo da... Guarda che parata che ha fatto il loro portiere, tutti quanti in piedi a gridare al gol. Sembrava gol. E poi adesso però arriva il vero gol, che è questo qui, Quello se non di Tatto. Tattini, che è un bel gol, il portiere non è brillante in questa parata. Però gli è comparso lì davanti, non ha avuto il tempo neanche di vederlo. Poi il Limolese ha, mi pare, un'altra occasione, ma ti chiedo, Federico, cosa è successo in quel minuto e 40 che vedremo tra poco di blackout? Diciamo sì, come hai detto te, sono stati 2-3 minuti di blackout, loro potevano fare solo quel tipo di gioco lì contro di noi, si chiudevano e lanciavano su Bernacci. Hanno trovato queste 2 spizzate e purtroppo gli è andata bene tutte e 2 le volte, noi siamo stati un po' disattenti dietro, abbiamo commesso 2 errori da migliorare sicuramente, però dopo comunque siamo stati bravi a reagire. A fine primo tempo è vero che volevate tornare subito in campo, come ha detto il mister? Sì, sapevamo che stavamo facendo comunque una gran partita e non ci sembrava vero di star sotto dopo un primo tempo così a dominare, a palleggiare come stavamo facendo. Comunque stavamo sotto 2-1 e volevamo dimostrare che eravamo superiori a loro e poi l'abbiamo fatto. I 2 gol, il primo è di Bernacci, il secondo di Rizzitelli. Un po' di paura, Gigi, dopo queste... Anche perché è già capitato altre volte quest'anno, non dimentichiamoci le 2 sconfitte casalinghe con le toscane, sono maturate più o meno così, l'hai dominata e alla fine loro hanno strappato quel golletto che hanno poi difeso fino alla fine. Questa volta ecco, non c'è stato neanche l'orgasmo di voler recuperare a tutti i costi subito, hanno ragionato, sapevano che erano superiori come palleggio, come qualità, come quantità, il gol è arrivato, ne potevano arrivare altri dopo. Ecco. C'era il rischio dopo, visto che l'abbiamo guardata insieme, la partita di mercoledì contro il Delta Rovigo, no? La favoritissima in questo campionato? Sì, anche perché io penso che il mister sia un martello proprio. C'era il rischio però di frenare un pochettino? Certamente, cioè, il mister l'aveva preparata bene, era una partita importantissima, il dispendio più che fisico penso fosse mentale per quella partita, e qui magari arriva una squadra che non è nei bassifondi, però è nel centro
è nel centro basso della classifica, sono giovani, prima o poi le mettiamo sotto, e invece la prima mezz'ora dimostra che l'Imola voleva chiuderla, l'Imola voleva vincerla subito, non è stato sbagliato, la mentalità era giusta, l'entrata in campo è stata giusta, però se vediamo sono due erroretti che non vanno ripetuti, perché si poteva recuperare con una diagonale che non c'è stata, si poteva eventualmente non lasciare colpire Bernacci così piuttosto facilmente. Ecco. Però non è mica facile. Certamente. Non far colpire Bernacci, cosa dici? Anche perché ti dà 10 centimetri abbondanti a tutti. Bernacci salta, no? Alto 2 metri, poi comunque ha esperienza, ha giocato in categorie superiori, sa dove cade la palla, e più che altro limitando i danni ci potevamo staccare un po' di più, come ci ha detto il mister a fine primo tempo, però è andata così purtroppo, però per fortuna dopo siamo riusciti a ribaltarlo. Facendo un passo indietro, c'è un po' di rammarico per lo 0-0 con il Rovigo, squadra che avete in buona parte dominato anche senza creare grandissime occasioni. Prima della trasmissione mi dicevi, ma in fondo c'era un gol regolare che è stato annullato, un'espulsione... Sì, rammarico soprattutto per come è andato a finire il primo tempo. Loro nel primo tempo erano chiusi e rassegnati, speravano finisse 0-0, noi invece li abbiamo proprio surclassati col gioco e abbiamo trovato anche il gol secondo me regolare, che secondo me ci poteva dare la vittoria finale, perché comunque dopo l'avremmo gestita bene la partita. Da noi in tribuna non ci sembrava regolarissimo, però siamo lontani. Allora, il fallo c'è stato, però è un fallo reciproco. Io ho visto allontanarsi la maglia del bomber rosso-blu e lui si è difeso logicamente come fanno tutti gli attaccanti. Ecco. Sì, però l'arbitro non ha fischiato subito, di solito l'arbitro fischia il fallo di confusione, la chiude lì e l'azione è ritornata per un ulteriore cross e dopo il cross che ti fanno il gol tu fischi che c'è stato un fallo di confusione nell'azione precedente, lì che non è. E quell'arbitro era lo stesso arbitro che è venuto su col ghiaccio e quell'arbitro ha cominciato a contestare prima della partita, addirittura ha contestato fotografi, non voleva far entrare nessuno, perciò era un po'... Ravella di Enna, ecco, ho capito, però te l'ho detto. Però se va a fare una partita del genere deve essere molto quotato come arbitro. Oppure l'ultimo anno gli hanno dato la contentino, lo seguono, il prossimo anno va a fare il guardialinea e siamo a posto così. Ecco. Va a fare l'assistente o va in pensione, dai, perché poi pensionano in fretta questi arbitri. Allora Federico, adesso c'è un po' il brivido di stare lassù, il mister ha tenuto subito le distanze, non dovete guardare dall'alto in basso? No, sicuramente fa piacere, è la prima volta in quest'anno che siamo in vetta alla classifica, fa piacere, però è ancora prestissimo, ci sono altre 13 partite e per noi devono essere 13 finali, ogni partita dobbiamo fare più punti possibili, ogni partita è fondamentale da qui alla fine per poter raggiungere questo sogno. Per gli amanti delle statistiche, ieri, tanto per dire, mi hanno fermato al palazzetto Chicco, lo salutiamo, il fotografo ufficiale dell'Imolese, mi hanno detto ma da quanti anni non eravamo primi in classifica in interregionale? Allora ritorniamo non nel nuovo secolo, ritorniamo 98-99 con Tassinari presidente, Nevio Valdifiori che si vestiva da pagliaccio per sdrammatizzare certe sconfitte, si assumeva lui le responsabilità della cosa, e allo spareggio promozione appunto di Lugo, dove l'Imolese vinse per 2-0. Nevio Valdifiori, allenatore. Allenatore, vinse per 2-0 appunto con i russi, e Maresi e Spezia i gol, grandi giocatori, c'erano gli Actisdato. Ieri ho visto Fusari, era il capitano di quella squadra. Non era ancora nato. Lui non era ancora nato, però al massimo così, conosce Nevio Valdifiori, perché però Valdifiori... così se vuole fare la carriera di questi signori, anche se non sono arrivati a livelli eccezionali, capito, bisogna cominciare a vincere i campionati. Ecco. Sì. Qui quello fu un grande campionato con la chiusura degna di uno spareggio vinto appunto con i cugini di Forlì, non ce l'hanno mai perdonata.
ti ricordi esattamente tutto. Allora, guardiamo velocemente anche il prossimo turno. È già stato detto Mezzolara, poi c'è un'altra partita in casa, poi tra un mese circa c'è anche la Correggese in trasferta. Sì. Quindi adesso il campionato è fatto di 13 finali, un po' l'hai detto, però sono anche 10 risultati consecutivi, per parlare di statistiche, che l'Imolese ottiene positivamente, o pareggi o vittorie. È la vera Imolese, secondo te? Quello che sto chiedendo da quando è arrivato il mister qui, che mi ha detto sì, voglio sentire se anche da parte vostra, come hai detto un po' fuori onda prima, il 2-1 del Ribelle non l'avremmo recuperato nel girone d'andata. Stessa cosa con il Fiorenzuola, 3 partite fa. Perdevamo 1-0 a inizio secondo tempo e subito l'abbiamo ribaltata, abbiamo fatto 4 gol e l'abbiamo portata a casa. Sicuramente all'andata, come ti ho detto prima, queste partite al 70% le avremmo perse, come si è poi dimostrato. Quest'Imolese ha lavorato tanto da quest'estate fino adesso e finalmente sì, si può dire che questa è la vera Imolese che volevamo tutti, e anche se c'è ancora da migliorare e c'è ancora da lavorare tanto. Quanta concorrenza nei vari ruoli? Adesso io ho elogiato dopo Imolese del Torovigo Longobardi, mi ha fatto una bellissima impressione, quei 55 minuti che ha fatto, 60 minuti, però ho visto grande concorrenza anche nel reparto difensivo, con Sicu, con te, a centrocampo, Scalini che era in panchina. Ecco. Sì, sì. No, c'è una rosa amplissima quest'anno e secondo me questa è anche un po' la nostra forza. Non abbiamo una formazione titolare, ma chi scende in campo dà quello che magari la partita prima ha saputo dare un altro giocatore. Quindi questa può essere la nostra forza da qui alla fine del campionato. E ne arrivano ancora, Gigi? Sì. Perché si chiude il mercato domani, no? Allora, domani sera si chiude il mercato importante. Importante, nazionale. E la voce che tutti sperano esca domani sera a mercato chiuso è quella appunto che riguarda Garis. Ex Bologna, si è svincolato, è un nazionale austriaco, un giocatore di 33 anni nel pieno diciamo, della sua condizione psicofisica. È venuto a Imola per recuperare da un infortunio, ha conosciuto l'ambiente, si è innamorato dell'ambiente. Se arriverà entro domani sera la chiamata, che può arrivare da un momento all'altro, perché questo è un giocatore importante, lo saluteremo. 102 presenze nel Bologna appunto. fra il 2010 e il 2015, 21 presenze in Bundesliga, l'anno scorso nel Darmstadt, non è una squadra di alto livello, però, sì, era però un comunque, nazionale. Cioè, ed è un nazionale austriaco con che 41 presenze in nazionale. Ha giocato qualche mese fa. Sarebbe un grande colpo. Non so esattamente dove possa farlo giocare in difesa dovrebbe essere uno spreco, anche perché la difesa sta andando piuttosto benino. Farlo giocare a centrocampo, bisogna lasciare giù qualcuno. Ecco, la curiosità anche domenica rientra Ferro. Ieri abbiamo giocato con 2 punte, che logicamente non rientravano tanto, con 2 mezze punte e fortunatamente Tato ieri ha fatto una partita, Tattini, ha fatto una partita mostro, oltre che a realizzare, ha fatto l'attaccante, il centrocampista, ha corso dappertutto, è stata una spina nel fianco della difesa avversaria. Ecco, domenica probabilmente ritorneremo alle 3 punte che abbiamo visto mercoledì nel Metz Club, però ci sarà da lavorare per i centrocampisti. Garix sarebbe un difensore, al massimo potrà. Io penso che no, con i piedi che ha, io l'ho seguito un po', con i piedi che ha lo mette davanti alla difesa. Sì, davanti alla difesa. Però non lo impiega per marcare un uomo avversario. Questo deve fare qualcosina di più, questo ti deve fare la differenza, ecco, nel senso. Poi ieri sera, se è vero, a noi non l'hanno presentato, chiediamo appunto a Fede se l'hanno presentato, dovrebbe essere già dell'Imola un 98 sì, dopo la partita il direttore è entrato con questo ragazzo, un 98, Santo Buda, sì, viene dalla Vibonese e speriamo ci dia una mano da qui alla fine, dai. 98 che viene dalla Vibonese deve essere riconosciuto, ma almeno da qualcuno, perciò non deve essere uno scartino. Sì, io personalmente... Dei 98 discreti ne abbiamo anche a Imola. Ecco. Sì. Vediamo cosa succederà. Se la regia mi assiste, andiamo a vedere l'altro girone dove l'Alfonsini ha perso in casa con la Recanatese, il girone F del campionato
dilettanti, direi che è questo, 0-2 per l'Alfonsine. Tra gli altri risultati spicca la sconfitta anche del Romagna Centro in trasferta per sempre 2-0, vince 2-1 il San Marino con l'Ognanese, vince la San Maurese 1-0. In questo campionato il Romagna Centro ha perso a Pineto, voi l'avete visto. In questo campionato, se vediamo la classifica, come abbiamo detto da tante settimane, appannaggio di squadre più che altro marchigiane, la San Maurese proprio al limite dei playoff, a 32 punti, Malino, il San Marino 25, in piena zona retrocessione ci sono sia il Romagna Centro a 21, almeno ai margini, che l'Alfonsine a 17, ma ancora molto lunga, e l'Alfonsine ricordiamo che è una neopromossa e sta facendo un campionato comunque straordinario in Serie D. Questo per quello che riguarda la Serie D. Per quello che riguarda il calcio a 5, ricordiamo anche velocemente il calcio a 5 con le immagini dell'Imolese, che è tornata alla vittoria in questa 17ª giornata, quella che è giocata sabato 28. Nella stessa giornata allora l'Imolese ha vinto contro il Mezzo Lombardo, il risultato finale è stato 6-3, mentre nella stessa giornata ha vinto anche il Forlì con il Cornedo 2-1, mentre ha perso il Favenzia, che stava andando bene, 1-7 con il Mestre. È una classifica molto diversa per le tre squadre principalmente che seguiamo di questo campionato di Serie B, Girone B, dove il Chiuppano comanda 43 punti, il Villorba con il Favenzia 37, salgono le due venete Città di Mestre e Fenice, Venezia Mestre 33, poi c'è un abisso di punti, si trova il Forlì a 21 e l'Imolese ancora più giù a 15, con comunque tre squadre alle spalle, compreso il Mezzo Lombardo che è stato sconfitto per 6-3, le immagini le avete viste. Prima di concludere torniamo a Federico, adesso avete 2 giorni, come ha detto il mister, di permesso, oggi e domani, e poi si lavora in doppia seduta già mercoledì per il Mezzolara. Ci sarà una gara importante che potrà dire e cambiare un po' l'andamento di questo campionato, o le prime 5 della classe arriveranno sempre fino alla fine, tutte e 5? Credi che l'equilibrio ci sarà? Sì, fino alla penso che fino alla fine del campionato, come abbiamo visto fino adesso, è equilibratissimo, siamo tutte lì a un punto e noi dobbiamo essere bravi a stare sempre lì davanti, sempre lì attaccati comunque, per poi fare il rush finale e sperare nella vetta. Perché se sia la Corregese che il Ravenna che il Lentigione, che le avete no, il Letta Lovigo l'avete già incontrato, ma le altre sono ancora tutte da incontrare. Sì, le altre tutti scontri diretti che dobbiamo fare, e dovremmo anche lì fare il massimo dei punti possibili. Occhio però allo scontro diretto di domenica prossima, anche perché è un campaccio, sì, ma ho domenica... più paura forse del campo della Mezzolara, ti dico sempre io, stiamo attenti a Mezzolara, che mi dici Mezzolara non mi ricordo. Ho molti amici che giocano. Però il campo del Mezzolara non esalta le caratteristiche dell'Imolese, ecco, se vogliamo giocarla a tocchettini brevi come ieri, quel campo non te lo permette. No, ma sappiamo già tutto, sappiamo come impostare la partita e sappiamo come portare a casa i 3 punti, e lo faremo. Non mi dire che giochiamo con 3 punti più altri 2. No, questo non lo so, decide il mister. Nessuno si sbilancia, il mister è bravissimo a dire andate pure in televisione. No, ma il mister non ci dice niente, sicuro. Probabilmente decide anche la mattina della gara il mister. E comunque porta, le prepara prima, porta bene all'Imolese, ma guardiamo in Serie A, poi qualcuno dirà la Juventus è particolarmente più forte, ma anche la Juventus gioca con 3 punte e 2 esterni, o comunque 2 intermediari come Quadrado e Pjanic, che stanno a ridosso delle 3 punte principali. Bisogna avere coraggio. Sì. E lavorare, perché c'è da lavorare di più, logicamente. C'è anche Masucchi che deve tornare fino alla difesa. Ecco, il sacrificio da parte di tutti. Come Longobardi, come Ambrosini, che lo stanno facendo. Sono 2 punte che nelle ultime 3 partite hanno giocato tutte e 2 da esterni. Ambrosini l'ha fatto fino adesso, da inizio anno, alla grande. Christian, io ci ho giocato a Sestri, è un giocatore che comunque è dotato di grande sacrificio, quindi lo sta facendo bene anche lui. Grazie a Federico Testoni, grazie a Gigi, ci vediamo lunedì prossimo. Lunedì. E vediamo cosa succede, adesso c'è da divertirsi, no?
Speriamo di continuare. Non andate via perché tra poco torniamo con la pallacanestro e lì sono un po' più dolori. Seconda parte del dopo partita dedicato alla pallacanestro, invitiamo subito i nostri ospiti, o meglio presentiamo subito Alessandro Salvini, torna a commentare come giornalista e avete già visto, c'è Brandon Norfleet e con lui torna Mauro Zappi, ormai il posto è fisso, no? Eri qui anche lunedì scorso, esatto, sì. Però eravamo un po' più tranquilli. Tranquilli no, avevamo detto non tranquilli, eravamo un pochettino più sorridenti via rispetto a oggi, però dobbiamo provare a mantenere un po' di equilibrio sia nelle sconfitte che nelle vittorie. Vediamo cosa è accaduto in questa giornata, la 19ª del campionato di A2 con il quadro dei risultati, velocemente, tanto li conoscete già, la Fortitudo ha battuto di 30 punti Treviso, 83-53, questa è un po' una sorpresa, come l'altra sorpresa arriva da Piacenza, la sconfitta di Piacenza in casa con Recanati 72-84, Andrea Costa Imola, Roseto 71-83, Udine vince ma allo scadere con Forlì che ha combattuto veramente fino alla fine, 70-66, vittoria di Iesi contro Chieti, 110-96, Trieste batte Verona 68-66, Ferrara batte Mantova 95-87, mentre Ravenna, Segafredo, Virtus Bologna si gioca mercoledì alle 20:30. La classifica di questo campionato con alcune gare da recuperare, in particolare ne ha 2 da recuperare la Virtus che ha 28 punti insieme a Treviso, 26 Trieste, il Gruppone a 22, Piacenza a 20, Iesi, Verona e Udine a 18, Andrea Costa Imola a 14 insieme a Ferrara e poi 12 Chieti e a 8 sale a raggiungere Forlì Recanati. Avevamo detto già in precedenza che Recanati stava crescendo, lo aveva dimostrato a Imola e vediamo che è stato corsaro addirittura a Piacenza e Forlì sta lottando fino alla fine in tutte le gare. Alessandro, il tuo commento su questi risultati? Sì, purtroppo Imola non riesce a trovare quella continuità soprattutto in casa, come è successo la scorsa stagione. Ovviamente adesso con tantissime trasferte non sarà facilissimo riuscire a uscire da questo pantano della retrocessione per l'Andrea Costa, però comunque già le prossime partite, che saranno 2 fuori casa a Verona e con Ferrara, potranno dire molto sul proseguo di questo cammino. Cosa è accaduto? Lo chiediamo subito a Mauro e poi anche a Brandon in quel terzo quarto, perché la partita di ieri ha 2 facce, una faccia altamente equilibrata a favore anche di Andrea Costa nei primi 2 quarti e poi il blackout con un meno 18 in un quarto, il terzo, dove statisticamente quest'anno avete sempre fatto bene. Sì, non è facilissimo da spiegare neanche per noi, onestamente era stata una prima parte di partita, come hai detto, pur con qualche errore, pur non rispettando benissimo il piano partita che avevamo in mente, però comunque eravamo vivi, eravamo riusciti a costruire qualcosa di buono. Siamo rientrati in campo veramente spenti, abbiamo subito quello che sapevamo di Roseto, il loro grande talento, le loro iniziative, di Smith soprattutto, ma anche chiaramente di giocatori importanti come Amoroso e Fulz, e non siamo riusciti a reagire alle prime difficoltà, che è un pochettino purtroppo il problema che ci è capitato più di una volta durante la stagione. Brandon, che gara è stata quella di ieri per te? Una sofferenza? I think about the game, we had 2 good quarter, the first and the second, and Roseto won the third 26-8. What happened? We kind of got out of concentration. We lost our concentration a little bit. Once we did a couple mistakes back to back, our body language and our intensity level dropped a little bit, and you could tell by how we were playing defense and how we would come up short on a couple of our shots. So in the first half, we played more up-tempo, high-level defense, things like that, and I think in the second half we kind of just dropped. Sì, dice che abbiamo perso un po' di concentrazione, è quello che dicevamo prima, abbiamo magari commesso 2 o 3 errori consecutivi e questo ci hanno fatto perdere fiducia, ci hanno fatto avere un linguaggio del corpo più brutto, diverso, abbiamo avuto difficoltà a reagire, nel primo tempo eravamo riusciti a correre un po' di più, che era una delle chiavi della partita che avevamo in mente. Nel secondo tempo non siamo riusciti a replicare tutto questo e chiaramente le difficoltà sono emerse. Da fuori, Alessandro, quale idea vi siete fatti della gara?
Beh, che Roseto è comunque una signora squadra e l'ha dimostrato ancora anche in questa occasione al Palaruzzi, l'ha fatto vedere a tutto il pubblico che ieri era veramente molto numeroso e anche molto caldo di nuovo. È ovvio che loro hanno affrontato la gara cercando di rompere un pochino il playmaking dell'Andrea Costa e hanno lavorato tantissimo anche con difese un po' a tutto campo, hanno cercato di mettere in difficoltà tanto con la zona e Imola purtroppo non ha trovato delle percentuali accettabili dalla lunga distanza. C'è qualcosa secondo te che nella formazione, con le varie variazioni che ci sono state, Norfrit è anche protagonista delle ultime settimane, può danneggiare il meccanismo di Andrea Costa? Bah, no, non credo, danneggiare assolutamente no, e questa era, diciamo che ieri Ubalek ha comunque fatto la sua partita a livello di numeri, anche se comunque Coach Tiki nel primo tempo soprattutto c'è stato un momento che era una furia e ha fatto uno show particolare davanti a tutti e non era contentissimo dell'apporto anche dello stesso Ubalek, di conseguenza diciamo che è un po' un'amalgama che probabilmente si è spenta nel terzo quarto, come ha detto Mauro. Come ti trovi a Imola? Facciamo un passo indietro. Stagione difficile. I love it here. I love it here. I love the crowd. They support us every game. They come out to every game, even though we've had bad games. They continue to come and support. So I really love it here in Imola. Mi piace molto, ama Imola, ma soprattutto i nostri tifosi, la nostra gente che anche nei momenti difficili, nelle sconfitte, non hanno mai smesso di incitarci e di starci vicino, quindi si trova... C'è stato un momento però di demoralizzazione, un momento difficile, no? Con questi avvicendamenti. One moment bad during the season for you? I would have to say the first game. The first game, I had a lot of, I expected a lot in my first game as a rookie and playing pro basketball, and to come out and have 2 points and us lose by 1 point at the buzzer beater. So it was definitely the first game of the season. Se deve scegliere un'immagine, sceglie la prima partita di campionato Recanati perché lui aveva molte aspettative su di lui, ci teneva a fare bene, l'aver segnato 2 punti e aver perso la partita di 1 punto all'ultimo secondo gli ha lasciato qualcosa di amaro in bocca. Ti senti di poter dare qualcosa in più di quello che stai dando? Sei al massimo della tua potenzialità o no? You are playing the best of you or you can give more? Oh, I could definitely play better. I feel like the ceiling is very high for me. It's just my rookie season. I'm trying to learn as much as I can and just keep playing, play as hard as I can and continue to work hard and practice and throughout my workouts. So I could definitely play better and it's gonna come, just don't know when. Sì, lui sa di poter giocare meglio e sta studiando chiaramente il campionato, la sua prima stagione da rookie, da professionista. E non sa quando accadrà, sa che arriverà con calma e lavoro, ma sa che arriverà il momento dove potrà finalmente dare quello che lui si aspetta e che serve alla squadra. A ti sembra che questo campionato sia più difficile di quello che ti aspettavi, questo campionato di adulti? Difficult about what expectation this season in Italy? Say it one more time. It's more difficult. What do you think when you come in Italy? Oh, definitely. My game is still, the way I play is still translating into the European basketball game. It's very different basketball here than in the United States, so I'm still trying to adjust to everything and playing over here. Sì, è un modo completamente nuovo per lui di giocare rispetto al college e all'America in generale e quindi sì, deve semplicemente giocare e capire, come capita poi alla maggior parte dei giocatori al primo anno in Italia. Alessandro, è una risorsa Norflit? Assolutamente sì, lo ha detto anche Giampiero Ticchi in conferenza stampa in più di un'occasione, è interessantissima questa soluzione soprattutto per loro, soprattutto per gli allenamenti, quando hanno avuto in quest'ultimo mese dei problemi fisici da parte anche di Prato e non solo dello stesso Travis Conn. Quello che sarebbe interessante capire da lui è eventualmente come sta vivendo questo periodo postumo all'arrivo di Ubalek, che di fatto gli ha tolto il posto in rotazione nei 10. My emotions were just positivity. I care about Imola and I care about Andrea Costa, so whatever is going to
give us the best chance to win the game, I'm for it. So if the organization felt like bringing in Uba was the best move for us to win games, and I was excited for him to be here, and I was just going to continue to stay positive and do anything that I could to help Imola win games. Lui ha provato a stare positivo, ha provato a aiutare la squadra per quello che poteva, aiutare Uba, per esempio, Ubalek per primo, visto che era un nuovo arrivato, e a restare sereno alla prima chiamata. Io, se posso aggiungere una cosa, la dissi quando venni qua con Travis, appena firmammo Uba, trovare giocatori come Brandon è difficile sinceramente. Quello che Brandon ci ha dato proprio a livello di serenità e di positività in quel momento è stato per noi veramente importante. Arrivarono 2 vittorie fondamentali contro la Fortitudo e contro Ravenna, e io credo senza retorica che quelle 2 vittorie, per quello che lui è stato in grado di darci anche in settimana durante gli allenamenti, siano veramente tanto figlie sue. In settimana a Mauro è arrivato anche Pacci, che è stato impiegato, deve integrarsi, deve fare il rodaggio. Sì, Paolo è chiaramente un giocatore che come tutti deve apprendere il nostro sistema, deve capire dove è capitato, è normale, servirà tempo, è un giocatore che però già ieri ha dimostrato quello che può darci a livello di solidità difensiva, a livello di aiuti, a livello di presenza, può darci una mano. Chiaramente non aspettiamoci, perché sarebbe ingiusto nei suoi confronti, che sia il salvatore della patria e risolva i problemi che finora abbiamo avuto, ma di sicuro, come lo è stato ieri, sarà un giocatore di quella fine importante per noi. Sono stati tanti problemi di questa stagione dell'Andrea Costa. Sì, diciamo che dopo il torneo di Cervia probabilmente Giampiero aveva pensato a una formazione diversa, più aggressiva e con una difesa molto più forte, tanto contropiede, lo aveva anche detto, e purtroppo dai primi problemi ha capito che non era nata probabilmente per questo tipo di gioco, e stanno cercando in un modo diverso di impostare questa stagione. Se non ci fossero stati tutti questi infortuni, tutti questi intoppi, stareste meglio in classifica, immagino. Io penso di sì, perché sicuramente avremmo potuto lavorare. Il potenziale c'è all'interno. Sì, avremmo potuto lavorare fin dall'inizio più serenamente. Ritorniamo ad agosto a Borra, e di lì in poi bastava magari una vittoria in più, 2 vittorie in più di quelle sfuggite all'ultimo secondo, che avrebbero dato un po' più di serenità. Avremmo affrontato certi momenti con una mentalità diversa, con una forza diversa. Vincere aiuta a vincere, è scontato. Quindi sicuramente sì, però rincorrere gli alibi degli infortuni purtroppo non ci piace, e adesso siamo in questa posizione e dobbiamo fare il meglio che possiamo di qui a... Della gara di ieri, poi, se qualcuno la vuole rivedere nella serata dopo la trasmissione, quindi c'è modo di capire, il telespettatore potrà capire da casa se capisce qualcosa di differente, come è stato il blackout, per intenderci, quel momento, quel terzo quarto terribile. Però ora noi dobbiamo già analizzare quello che ha detto anche Alessandro prima. Ormai si lotta per evitare la retrocessione, non si può più sognare qualcosa di più. No, io credo che bisogna essere realisti. La settimana scorsa avevamo detto che saremmo andati, anche se parlavamo dopo una vittoria, saremmo andati avanti partita dopo partita. È chiaro che in questo momento il primo obiettivo è staccarsi realistico, è staccarsi da Chieti e Forlì quanto prima, perché vuol dire non giocare i play-out e quindi non rischiare di andare in Serie B. Chieti e Forlì perché dai già staccata... Perché sono le prime 2 attaccate a ridosso nostro, poi è chiaro che bisogna stare attenti anche a Recanati. Saranno 2 scontri diretti per noi, con Recanati abbiamo già giocato, dico Chieti e Ferrara per quello, perché andremo a Ferrara fra 2 settimane, poi riceveremo Chieti in casa, quindi va da sé che sarà un po' la cartina al tornasole del nostro proseguo di stagione. Io credo che prima raggiungiamo questa tranquillità e meglio è, poi dopo si può pensare eventualmente a arrivare in una posizione piuttosto che in un'altra, però in questo momento dobbiamo essere realisti e lavorare duro e mantenerci calmi, perché è l'unica cosa che ci serve senza fare... Brandon, hai visto delle squadre veramente più forti di voi? So, very great team, respect us or not? For example, about Bologna, the first is an incredible team, respect us or not? What do you think? Do I think Rosetta's a good team? Yeah. Oh, I definitely think Rosetta's a good team. They have a lot of good players. They play well together, but I feel like we also have a good team, and we could have played better last night to beat a good team.
Sì, lui adesso per esempio parla di Roseto è una buona squadra, sicuramente solida, l'abbiamo incontrata, non sicuramente nessuna così più forte di noi, quello che diciamo sempre, avremmo il potenziale per fare bene, avremmo potuto giocare meglio ieri sera, avremmo però siamo qua. Alessandro. Se mi permetti un'altra domanda, Vai. quali americani invece ti hanno impressionato? Which American player you think are the best of our championship? Of our championship? That's a good question. I like Roderick from Ferrara, and Davis from Iesi. Yeah. I like their games a lot. Avete capito, Roderick da Ferrara e Davis di Iesi pensa che siano quelli che hanno qualcosina in più degli altri. Magari quello che pensava Alessandro. Beh, ieri 38, Vabbè. mi sembra ieri che abbia suggellato Davis questo. scored 38 yesterday. Riguardiamo un attimo se possibile la classifica, perché volevo capire da Alessandro, l'hai detto in trasmissione, bisogna guardarsi dalle zone basse, ora ci sono Recanati Forlì 8, Chieti 12 e poi appunto Ferrara e Imola e 14. C'è qualcuna di quelle dietro che fa veramente paura, come può essere Recanati, ma anche un Forlì che sta lottando alle ultime gare, le ha perse proprio al photo finish. Beh sì, Recanati ha il 2-0 in suo favore contro l'Andrea Costa, che abbiamo perso sia, seppur di poco, sia all'andata che al ritorno, e soprattutto ha cambiato squadra, ha dato a Reggio Emilia Reynolds e ieri ad esempio con una coppia di americani come Bader e Rush, che è nuovo, che giocava a Ferrara la scorsa stagione, ha fatto molto bene, quindi bisogna stare molto attenti a non arrivare vicino a pari punti o comunque a pari punti con Recanati. A mio avviso con Chieti onestamente da quello che ho visto siamo comunque più forti e quindi non dobbiamo avere nessun tipo di paura. Si spera che con Forlì Ferrara vinto Forlì. Assolutamente sì, cioè, quelle sono partite fondamentali anche perché ne rimangono solo 4 al Pararuzzi e a mio avviso almeno una vittoria esterna ci vuole. Ferrara dicevi? Ferrara comunque all'andata abbiamo perso proprio allo scadere, all'ultimo secondo con quel canestro di Barra, quindi la Ferrara a mio avviso ce la possiamo giocare, anche se adesso hanno cambiato allenatore, proprio la settimana scorsa. Che partita sarà a Verona? Verona sarà una partita molto difficile perché Verona è forse la squadra che durante la stagione, anche cambiando allenatore, è migliorata più di tutti, è in un ottimo momento, veniva mi sembra da 3-4 vittorie consecutive, vincendo addirittura il Palaverde a Treviso, insomma, quindi su campi, vincendo con la Fortitudo in casa, insomma, non partite così scontate e semplici. Ha perso ieri una partita tirata fino all'ultimo a Trieste, che è un campo molto 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 difficile. Sarà una partita dura, sarà una partita contro una squadra molto fisica, contro una squadra di grandissimo talento, servirà sicuramente qualcosa di più da parte nostra, una scintilla in più per provare a portare a casa 2 punti. Come sta con? Niente, Travis sta che migliora piano piano ogni giorno, ha provato a corricchiare venerdì pomeriggio, non si sentiva ancora in grado di farlo a pieno, procede con le terapie e valuteremo in settimana giorno per giorno. È possibile che aspetti un'altra settimana? Se non migliora drasticamente probabilmente sì, però è questione dei medici che verrà valutata giorno per giorno. Beh, non sei fiducioso che l'Andrea Costa si possa salvare tranquillamente? Sei ottimista? We can save easy during this season. We can save easy without the play out. Oh, definitely. I definitely think we can save the season without being in the play out. We still have a lot of games left to play, and I feel like our team's only getting better and better and stronger. So we definitely can not play in the play out game. Sì, lui pensa che ci possiamo salvare senza passare dalla roulette dei play-out, lo abbiamo dimostrato perché abbiamo giocato tante partite punto a punto senza comunque soccombere, a parte Bologna, dei casi insomma, quindi abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti e così vorremmo continuare. Bene, io ringrazio Alessandro Salvini. Grazie per l'invito. Ci vediamo alla prossima. Scrivi sempre su, ricordiamolo. dailybasket.it. Dicono chi è, andate, cercate, leggete i suoi articoli. Grazie a Brandon Northfleet e naturalmente grazie Mauro Zappi. Ormai il posto ti teniamo la sedia per lunedì prossimo. Vabbè, volentieri. Speriamo di parlare di buone notizie. Speriamo. Grazie di averci seguito, buona serata.